Riprendiamo la linea da Macfrut a Rimini, una rassegna in cui, oltre a rappresentare il panorama ortofrutticolo nazionale ed internazionale, si è parlato di sostenibilità ambientale e della capacità del settore primario di assorbire carbonio, una prerogativa delle piante, anche quelle da reddito. L'ortofrutta, ma soprattutto i frutteti, sono dei boschi coltivati, no? Io li chiamo così, e hanno la capacità di sottrarre carbonio, questo non solo a livello nazionale ma a livello europeo. Viene percepito in questo modo questo potere, capacità che hanno le piante di avere questo futuro anche in termini di assorbimento di carbonio? Secondo me viene un po' sottovalutato il fatto che i frutteti oggettivamente sono dei sequestratori di carbonio, perché molto del dibattito è portato al ristabilimento delle torbiere o piuttosto allo sfruttamento delle foreste o comunque alla migliore gestione delle foreste, che ricordi in Europa sono aumentate, quindi insomma esiste questo tema. Si parla un po' troppo poco della parte che riguarda l'arboricoltura da frutto. E stiamo cercando come AREFL proprio di farci sentire, abbiamo anche un gruppo di lavoro interno su questo, perché secondo noi invece è una parte molto importante che può anche aiutare gli agricoltori ad avere una diversificazione delle fonti di reddito. Sono stati fatti dei calcoli anche dal professor Valentini molto interessanti da questo punto di vista. È chiaro che adesso è in corso la definizione del regolamento sugli ETS, cioè sui mercati dei crediti di carbonio, e finché non viene definito bene dal nuovo regolamento comunitario come si calcola l'assorbimento di carbonio e quindi il credito di carbonio, diventa un po' difficile prenderci le misure e anche ragionare in termini poi concreti sulle aziende. I crediti di carbonio è una partita che si giocherà, uso questo termine, a livello europeo. Quali vantaggi ci potranno essere per i produttori e quando ci sarà una normativa più precisa? Diciamo che è ancora una pagina ancora tutta da scrivere, sicuramente si scriverà a livello europeo nei prossimi mesi. È chiaro che ci sono diverse opportunità, ci potrebbero essere diverse opportunità, chiaramente dipende molto da come verrà impostata, però sappiamo che in merito agli assorbimenti di carbonio il settore agricolo può dare un grande contributo, quindi il poter certificare questi assorbimenti per le aziende agricole e metterli sul mercato e poterli cedere, poterli vendere ad altre aziende, ovviamente non agricole, però poterle cedere ad aziende dell'artigianato, dell'industria che hanno interesse nel acquistare questi crediti di carbonio perché hanno delle emissioni molto importanti, sicuramente può essere un'opportunità per il settore agricolo. È chiaro che oggi è ancora tutto da scrivere, si sa già qualche indiscrezione, sicuramente verrà fatta una sorta di fotografia dello stato di partenza, un punto zero dal quale si partirà, e le aziende agricole che riusciranno a mettere in campo dei sistemi virtuosi sia dal punto di vista agronomico ma ovviamente anche dal punto di vista delle riduzioni delle emissioni stesse delle aziende, è chiaro che a quel punto potranno essere certificati e queste operazioni virtuose anche essere messe sul mercato a dei prezzi che ovviamente saranno un'integrazione al reddito per l'azienda agricola, quindi non stiamo parlando di un cambiamento epocale, ma sicuramente un'integrazione al reddito che potrà essere un'opportunità per le imprese agricole. Ma quanto è difficile fare una stima dell'assorbimento del carbonio di una coltura agricola? Non è particolarmente facile, ma esistono metodologie ormai alquanto consolidate che consentono di farlo. Andiamo da approcci molto dettagliati che descrivono in dettaglio, basati sui dati meteorologici giornalieri, lo sviluppo delle culture, quindi la quantità di carbonio che la fotosintesi ha consentito di assorbire, con
la crescita delle culture stesse, arriviamo a stimare la quantità di residui delle culture di radici che rimangono nel suolo, integriamo conoscendo gli apporti di sostanza organica, quindi con questi modelli di alto dettaglio, peraltro richiesti da alcuni certificatori, riusciamo ad avere delle stime decisamente accurate. Differenziano per esempio se si usa l'aratura o non la si usa, se nell'ambito di lavorazioni conservative abbiamo i residui a terra tutto l'anno oppure no, quindi possiamo andare a alto dettaglio. Lo svantaggio di questo approccio è che è alquanto preciso, ricostruisce bene, perché ampiamente collaudato contro dati misurati in esperimenti a lungo termine, le dinamiche del carbonio, ma è oneroso da sviluppare. Altri approcci sono più semplificati, dividono gli interventi, i livelli produttivi in categorie, si fa riferimento a dati tabellari dove si spera di avere un elevato livello di dettaglio. Attualmente in Italia possiamo basarci su delle rese medie per provincia, poi sulla conoscenza delle culture trasformate in coefficienti, e usiamo metodi semplificati che possono anche essere utilizzati come un servizio UE web, per esempio, in cui stimare i crediti di carbonio. Si parla sempre più spesso appunto di crediti di carbonio. Se si volesse individuare un profilo di un'azienda agricola che si affaccia a questo mercato, esiste già un cliché? Allora, le aziende agricole devono ribaltare il proprio concetto di non sono impattanti, ma sono quell'elemento della filiera che invece assorbe CO2. Dipende quanto ne assorbe. Tutte le aziende agricole possono assorbire CO2 nel proprio terreno, nelle proprie piante, quindi ci sono già, ma uscirà il regolamento nel 2024, la possibilità di sapere con precisione la metodologia con cui aumentare la quantità di CO2 che io posso incamerare nel terreno e quindi poter usufruire di un beneficio anche economico, oltre che ambientale e sociale. Quindi di trasformare la mia azienda in un'azienda sostenibile a tutto tondo. È un percorso, il percorso che prevede 3 step. Il primo è ridurre le proprie emissioni. Il secondo è tutto ciò che comunque devo emettere cerco di farlo transitare alle rinnovabili. Il terzo è tutto ciò che non riesco a ridurre lo compenso. Quindi la compensazione è una parte del mix e avverrà nel 2024 il regolamento. Quindi oggi l'azienda deve partire su efficientamento, transizione, misurando i dati che già ha. Partendo da quelli, energia, rifiuti, acqua, trasporti sono il 90% della carbon footprint del processo agricolo, quindi partiamo da lì. Molti gli eventi organizzati all'interno della rassegna riminese che si sono occupati di questo argomento, conosciuto anche come carbon farming, come nel caso di quello promosso da CIA in collaborazione con il CREA, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Stefano Vaccari, direttore del CREA, innanzitutto cos'è il carbon farming? La possibilità per le imprese agricole di ricevere un beneficio stoccando CO2, cioè un gas che produce effetto serra. Quindi adesso il progetto vostro in che cosa consiste? Il Parlamento ha votato la scorsa settimana l'istituzione del registro volontario dei crediti di carbonio. I crediti di carbonio andranno costruiti secondo una normativa europea e secondo un decreto ministeriale che dovrebbe uscire a brevissimo. Questo consentirà ad ogni agricoltore di fare delle buone pratiche che aumenteranno la capacità del suo terreno di stoccare CO2. Questo stoccaggio di CO2 può essere monetizzato attraverso un credito di carbonio che è venduto sul libero mercato. I tempi quali sono? La legge dice che in 6 mesi bisogna fare un decreto di concerto con la Conferenza Stato-Regioni. Nel frattempo la regolamentazione europea sta avanzando, se noi siamo bravi già nel 2024 daremo la possibilità agli agricoltori di commercializzare i loro crediti di carbonio.
L'Emilia-Romagna, per le sue caratteristiche produttive, ha delle grandi potenzialità. Che cosa può spendere in termini appunto di assorbimento di CO2 e di colture che sono appunto numerose e molto disparate all'interno della nostra regione? Può spendere tanto, per quale motivo? Perché comunque l'ortofrutta è un punto di riferimento. È un punto di riferimento che sta sempre più cercando di avere delle risposte economiche, e una delle tematiche da riuscire a mettere a valore è sicuramente il carbon farming, quindi cercare di quantificare e guardare quale può essere il valore che possono ricavare gli imprenditori dal carbon farming. Ora noi abbiamo iniziato un percorso assieme al CREA che dovrebbe aiutarci ad individuare quali sono le percentuali, quali sono scientificamente i dati di contributo che l'ortofrutta dà. L'ortofrutta, ricordiamo che in questo territorio molto spesso ha migliaia, milioni di alberi, e le politiche che stiamo facendo proprio per la cattura del carbonio prevedono piantare milioni di alberi. Allora, se riusciamo a mettere a valore le piante che abbiamo già in campo è strategico. Noi stiamo vivendo in questo periodo degli abbattimenti importanti di frutta, lo stiamo vedendo con alcune culture frutticole storiche. Questo ci crea preoccupazione anche per il nostro ambiente, perché comunque quel beneficio che l'ambiente ha avuto dall'ortofrutta organizzata come è stata in questo momento, se in futuro sarà minore, sicuramente avrà un effetto negativo anche per i cittadini e per i consumatori. In occasione di Magfrut è stato un evento calamitoso importante, quindi una sequenza per il nostro territorio che è stato devastante. Siamo partiti dalla siccità, poi le gelate tardive e poi gli allagamenti. Che cosa comporterà per il sistema produttivo agricolo emiliano-romagnolo? Ma innanzitutto la vicinanza a tutte quelle imprese, a quelle famiglie e ai nostri concittadini che hanno vissuto delle ore veramente terribili. In poche ore è cambiato dalla siccità all'eccesso di pioggia. Ci sono stati fiumi con delle piene importantissime, abbiamo visto la perdita di migliaia di ettari di superficie, ci sono stati alcuni allagamenti anche molto estesi, importanti, che in questo periodo sono molto dannosi perché si sono finiti quasi tutti i trapianti, hanno colpito in modo importante. Noi abbiamo bisogno di avere una strategia di gestione di quello che è la nostra idrogeologia del territorio. Serve che facciamo politiche preventive più attive, serve che facciamo delle politiche dove i fiumi riabbiano il loro ruolo, che è quello di derivare le acque che arrivano dalla montagna e dalla collina, è uguale nella bonifica. Queste cose vanno affrontate in modo scientifico, non possiamo più essere limitati nelle manutenzioni delle opere, sia idrauliche che riguardano i fiumi, sia di bonifica, perché se questo accade vediamo ciò che succede.